Mentre a livello nazionale sono diminuiti, gli infortuni mortali sono aumentati in Veneto nei primi 11 mesi del 2022 del 7%, 104 casi rispetto ai 97 del 2021. Le denunce di infortunio sono cresciute del 24,5%, superando quota 78.000, e infine ci sono state quasi 3.600 denunce di malattia professionale, più 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sono dati che ci preoccupano moltissimo e che e che ci impongono di continuare nell'azione che è già intrapresa nel corso degli anni del 2022 per spingere ad un'applicazione concreta del piano strategico sulla salute e sicurezza rinnovato nel 2022 con la Regione Veneto. Secondo Silvana Fanelli, segretaria confederale della CGIL del Veneto, per capire la drammaticità di questi numeri basta immaginare dietro ognuno di essi un lavoratore o una lavoratrice che sono usciti di casa per andare a lavorare e non sono più tornati dalle loro famiglie. Per questo abbiamo anche voluto fortemente nel 2022 che venissero siglati i piani mirati di prevenzione a livello provinciale per attivare quelle attività di controllo, di audit, di supporto anche al mondo imprenditoriale in quei settori dove gli infortuni sono più alti. Agricoltura, edilizia, metalmeccanica, ma anche logistica per quanto riguarda la Regione Veneto.